Mantova sempre più giù, a Savona una rete di Quintavalle a 10 minuti dal termine condanna i biancorossi alla terza sconfitta consecutiva e al quartultimo posto in classifica. A rischio Mister Valigi, ma la società sceglie il silenzio. Passiamo al calcio, il Mantova purtroppo scivola sempre più giù, a Savona una rete di Quintavalle a 10 minuti dal termine condanna i biancorossi alla terza sconfitta consecutiva e al quartultimo posto in classifica. A rischio Mister Valigi, ma la società sceglie il silenzio. Per noi in Liguria c'era Nicola Antonietti. Al Valerio Bacigalupo di Savona va in scena un vero e proprio match salvezza per il Mantova. Dall'altra parte del campo i bianco-blu savonesi che sopravanzano il Mantova di 2 punti in classifica. Per questa partita mister Claudio Valigi ripresenta Fonte in difesa con Zaninelli e Sensi e a centrocampo Davide Bersi. In panchina il recuperato Stefano Franchi. 40 i tifosi del Mantova presenti sugli spalti dello stadio savonese. Nei primi minuti la partita non offre particolari spunti, eccezione fatta per questo tiro di 5 che al nono esce a lato di poco. Poi è Savona con un colpo di testa di Marconi parato senza problemi da Portesi. Ancora Savona con Meloni, il cui tiro finisce abbondantemente a lato. Su calcio d'angolo il Mantova alla mezz'ora la palla buona, ma né Fonte né Spinale riescono a trovare il passo giusto. Al 36esimo fiammata improvvisa dei bianco-blu, tiro da fuori area di Cattaneo e bella parata di Portesi in calcio d'angolo. E ancora Cattaneo di testa mette il pallone a lato di pochissimo prima del riposo. Inizia il secondo tempo e c'è subito una fiammata del Savona con Meloni che costringe Portesi ad un altro miracolo. Il Mantova va vicino al gol con Pietri Biasi che però si vede sbarrare la strada da arresti. Viene espulso l'allenatore del Savona Ninni Corda, il Savona però non perde la testa e costringe ancora Portesi a una parata. L'arbitro ferma per fuorigioco Uccia che segna, ma l'azione era già stata interrotta, e al 35esimo bella occasione per Franchi che calcia contro l'esterno della rete, ma 2 minuti dopo la beffa. Su azione di calcio di punizione, incertezza di Portesi, ne approfitta Quintavalle che insacca a porta vuota. Gol del vantaggio per il Savona, per il Mantova l'ennesima beffa. Viene espulso Molino al 90esimo, ma il Mantova non riesce più a rendersi pericoloso. L'unica occasione con Bersi al 92esimo, il cui tiro finisce a lato di poco. Finisce 1-0 per il Mantova, un ulteriore passo verso il baratro di una retrocessione che si sta avvicinando a grandi passi.